Perfetto. Siamo in live. Mettiamo il banner. E pubblichiamo la storia. Aspettiamo che arrivino i primi commenti. Allora, mettiamo qua la live. Oh, ciao padre Pioli. Oddio, sta cosa del primo deve finire, deve finire il prima possibile. Ciao Miguel, ciao Pietro, un bacione, tutto a posto. Te Pietro? Ciao Matt, Alberto Cerri, scialalalala, grande. Ciao Matt, un bacione pure a te. Ciao Gri. Ciao Luca, alla grande, che cazzo, finalmente ci gira bene anche a noi. Esatto, finalmente sì, finalmente sì. Ciao Mario, sempre, Forza Castello, assolutamente. Eh, Tutto a posto, padre Pioli, tutto a posto, tutto a posto. La maglietta di Nandez come lampadario è segno di rinascita? Assolutamente, perché me la volevo mettere, però allo stesso tempo non me la volevo mettere. Allora, dato che questa è la mia nuova camera, sarà la camera che vedrete sempre durante le live, durante i post partita, questa è la mia nuova base operativa, poi ve la farò anche vedere, magari con un video. E ho detto, mo che cazzo faccio per inaugurare? C'era, mi è venuto, metto la maglietta in Andez sul lampadario, perché io adesso alzo un po' la web, eccola qua, è attaccata con la stampella al lampadario. Oddio, oddio. Oh. Ah, posso mettere i commenti senza che mi laghi. No, lagga comunque, però ci proverò. Ci proverò. Allora, proviamo a fare così. Nuova casa? No. Semplicemente un cambio di location. Tecnicamente voi mi avete sempre visto da quest'altra parte. Questa è sempre stata camera di mia madre. Adesso c'è stato un cambio. Adesso questa sarà la mia nuova, la mia nuova base. Farò tutto da qui. Tutto, tutto, tutto. Ciao Roberto, ciao Matte. Un bacione bello. Tra l'altro fatemi sapere se lagga quando faccio vedere i commenti, eh. E io vi ricordo, come trovate anche il banner che ve lo dice qua sotto che scorre, tutti i link li potete trovare in descrizione. Quindi, per chi vuole, tutti i link qua sotto in descrizione. Ciao Roberto, che ti dicevo? Bisogna crederci fino alla fine, ma proprio perché bisogna crederci fino alla fine che ancora non si è fatto nulla. Chiaro che se domenica si vince, diciamo che siamo a buon punto. Ciao Jack Jack, un bacione. Come l'hai vissuto sto pareggio? Hai tirato pugni al muro? Non ho tirato pugni al muro perché la stavo guardando con mio zio, quindi direttamente stavo già lì, non c'era bisogno di tirare pugni al muro. Eh, come l'ho vissuto? Io ragazzi non ho visto tutta la partita, ho visto praticamente la seconda metà del secondo tempo. Quindi non vi saprei dire più di tanto, so solo che sto ancora godendo. Intanto mi piace molto questo commento. Si può dire che sempre ci sia stato un po' l'exuvia cagliaritano. Vediamo, aspettiamo, aspettiamo. Non lagga, meno male, meno male. Miro, avresti fatto le stesse scelte di semplice e poi strano che Duncan non abbia sbagliato l'assist. Non lo so, non saprei dire perché non... ripeto, la partita l'ho vista tardi, quindi si giudicano i 90 minuti. Quando ho cominciato a guardare la partita io vedevo sia un Cagliari che un Napoli che praticamente giocavano per dovere. Mm,
era proprio una partita orribile il momento in cui ho cominciato a guardarla. Ciao Giuseppe, ciao Andrea, ieri non c'eri a salotto, purtroppo ieri non ho potuto partecipare a salotto perché non ho visto la partita. Per quel semplice motivo, infatti non ho fatto uscire nemmeno il video post partita, ma quello già l'avevo deciso. Intanto ciao Alex, ciao Christian, nuova postazione, esattamente, esattamente. Spero di non ripassarci più, ma era tempo che non passavo un aprile o un maggio di passione come questi. Assolutamente, assolutamente. Ciao Mario, ciao, perché ti saluto? Ti ho già salutato prima. Il Cagliari è una squadra pazza, era un periodo che ci facevano arrabbiare e dei momenti fino ad oggi che ci fanno emozionare. Domenica sarà una bella battaglia. Il Cagliari è sempre stato questo. Il Cagliari è sempre stato un sali e scendi di emozioni. Duncan Piedistorti, io ragazzi, più che Duncan Piedistorti, io mi stupisco di Asamoah. Ragazzi, è il primo giocatore che gioca da fermo. È il primo giocatore che gioca da fermo. Che godura, ieri tu ci avresti mai creduto che l'avremmo pareggiata? Assolutamente no. Tant'è che mio cugino mi chiamò per dirmi di andare a vedere la partita da loro. Io gli ho detto no, vabbè, Cri, non ci vengo, tanto abbiamo perso. Poi, per varie vicissitudini, comunque sono andato. E mai mi sarei aspettato che il Cagliari la pareggiasse. Ve lo dico proprio sinceramente. Mai me lo sarei aspettato. Mai. Grande Miro, Coach Pedro in K avrebbe vinto il Cagliari, probabilmente, però ci accontentiamo di questo punto per andare a Benevento con la squadra al completo, cercare di fare la miglior partita che possiamo fare e che ci sta dimostrando il Cagliari che ha le possibilità di fare, ed è questa la cosa più importante. Ciao Fabrizio, alla faccia di quelli che 2 settimane fa dicevano che il Cagliari era in Serie B. Fabrizio, io sono uno di quelli. Non mi nascondo dietro a un dito. Io fino a quando non ho l'aritmetica me la rischio, cioè sono sempre in bilico fino a quando non c'è l'aritmetica. E ancora non c'è. È chiaro che se poi domenica si vince, andiamo a 4 punti dal Benevento. Dobbiamo sperare che la Fiorentina ottenga la salvezza il prima possibile e che il Milan sia sicuro della Champions. Se ci sono tutte queste vicissitudini, il Cagliari è al 95% salvo. Duncan lo terresti? No, lo rispedirei volentieri alla Fiorentina, Michele. Ciao Daniele, grazie mille Andre, grazie mille veramente. Adesso però giochiamo tutti i 90 minuti sudando, quella è la base di ogni partita. Quella è la base di ogni partita. Quello bisogna farlo sempre. Le partite belle sono quelle che ti fanno soffrire e gioire fino alla fine. Assolutamente, assolutamente. Anche quelle dai risultati inaspettati. Ciao Miro, ma questa stanza hai visto? Sì, c'è stato un cambio di location, Salvatore. Questa sarà la mia nuova base operativa. Ciao Luisa, contro il Benevento sarà una battaglia, loro ora hanno paura, in buona parte del campionato sembravano tranquilli invece si sono ritrovati al terzo ultimo posto. Sì, mi trovi d'accordo. Penso che si siano adagiati molto, specialmente dopo la vittoria contro la Juve. Cosa ne pensi sullo stadio nuovo e dei neri in squadra oggi e in futuro? In che senso dei neri? Perché dei neri? Adesso giochiamo tutti 90. Ah, ridai. L'hai già scritto, Padre Pioli. Ciao Frederick, che goduria ieri. Non so se dovevo andare dal cardiologo o direttamente in endocrinologia per il mal di gola come ho urlato. Ti capisco assolutamente. È stato fantastico. Riscatteresti i Tugani a mani basse. Ciao Giorgio. Comunque Lico Giannis sembra che si sia svegliato. Non credo. Non credo. Assolutamente no. Ciao Roberto, sto godendo ancora. A chi lo dici? L'ha vinta visto e semplice con tutte le punte in campo e si è pareggiato alla grandissima. Un punto che vale oro. Che vale oro. Scusate, un punto che vale oro. Oggi Miro farà il gufo, ma non penso ci sia da fare il gufo. Cioè, non credo ci sia qualcosa da gufare oggi.
Il secondo gol del Napoli è annullato, mi spieghi il motivo? Non te lo saprei dire, Dennis, visto che io la partita l'ho cominciata a vedere dalla metà del secondo tempo, quindi a me mi è stato riferito per esempio che il Cagliari ha preso un palo con Zappa, che era stato annullato un gol al Napoli, quindi non te lo so proprio dire. Se si perde possiamo salvarci lo stesso? Sì, bisogna vedere quello che farà il Benevento. Io resto comunque del mio parere che retrocede il Toro. Andre, io non so che dirti, io aspetto la 38esima giornata, mi sentirò sul filo del rasoio fino a quel momento. Ligo fa benissimo, ragazzi, Ligo non fa benissimo. Non fa come per esempio ieri mio zio mi ha detto che De Jong ha giocato di merda. Fino all'altro giorno era stato osannato per 2 partite fatte bene. E io che vi ho detto nella live scorsa, ho detto calmiamoci su De Jong, che pure se ha giocato 2 partite fatte bene rimane comunque un giocatore mediocre. Ve l'ho detto, così è stato. La salvezza non è solo fra intanto ciao Asci, un bacione. La salvezza non è solo fra Cagliari e Benevento, penso che anche Spezia, Torino e Fiorentina se la dovranno sudare, non credi? Beh, diciamo che stanno un po' più in alto a livello di punti, però non devono disinteressarsi troppo dalla zona salvezza. Abbiamo preso i 2 pali al primo tempo, a me ne hanno riferito soltanto uno. Ciao Federico, ottima prestazione con il Napoli, quasi da squadra di rango. Ora con il Benevento sarà una battaglia giocata sui nervi. Yes. Ligo è un giocatore di C1, ma fai un complimento. Ciao France, ti piace? La nuova stanzetta? Se fosse entrata una di quelle avremmo vinto 1-2. Pure al Napoli, se gli avessero concesso il gol, avrebbero vinto 2-1. Secondo me il Ligo è un buon panchinaro. Non so di chi, visto che a sinistra siamo messi male. Siamo messi non male, di più. Non ha fatto male Ligo quest'anno, ma non è perché ha fatto 2 gol e 2 assist in croce, mo stiamo a parlare di un buon panchinaro, France. Penso che Ligo sia a mani basse insieme a Samoa il giocatore più pippa che abbiamo in rosa. De Jong è mediocre, Ligo Giannis è una pippa immane. A me il Benevento fa tanta paura per come gioca bene a calcio. Io credo, con tutto il rispetto parlando per i tifosi del Benevento, che sia la squadra che gioca peggio a calcio. Al momento attuale credo che sia la squadra più brutta a livello di gioco che ci sia in Serie A, il Benevento. Le prossime sono tutte fattibili tranne forse quella col Milan. Quella col Milan dipenderà anche da come arriva il Milan alla partita. Ma rivisitato la tua stanza è una casa diversa. La casa è sempre la stessa, però è cambiata la location dei video. Di solito li facevo da quest'altra parte del muro, e invece adesso sono qui. Ho fatto a cambio di stanza con mia madre per la camera. La Roma vuole Cragno, se lo vendiamo compriamo un buonissimo esterno. Cragno alla Roma, mai nella vita. Non sono d'accordo, io l'ha giocato bene, ha sbagliato solo un pallone e te lo dico io Miro che l'ho vista tutta. A me hanno riferito che De Jong ieri ha fatto abbastanza male, l'ho sentito da più di una persona, quindi tendo a credere a questa tesi. Io ribadisco l'idea che, ammesso e non concesso che abbia giocato bene anche contro il Napoli, stiamo parlando comunque di un giocatore mediocre. Questa è la mia idea. È importante sapere che il Cagliari prenderà un bel bonus perché Barella ha vinto il campionato con l'Inter. Tutto fieno da mettere in cascina per qualche grosso acquisto l'anno prossimo. Grosso acquisto o acquisto funzionale? Perché a questo punto c'è da fare una scelta, Frederick. Grazie mille, Dreamcatcher, grazie mille. Ciao Cartal, te credo. Un bacione, te c'hai tanto da festeggiare. Ciao Matteo, ti ringrazio per il commento. Come pensi di come stanno gestendo la situazione Valukiewicz? Ma sinceramente non capisco, faccio molta fatica a capire. Ciao Ale, bentornato.
Ieri De Iola male, ma il peggiore in campo è stato ovviamente Lico Giannis. Come te sbagli? Ciao Music, per me Valukiewicz può anche andarsene a 5 milioni, riscatterei con Rugani quei soldi. Non credo che Valukiewicz valga 5 milioni, ne vale molto di più. De Iola crea troppi falli, De Iola servo pastore. Vabbè, mo, ci allarghiamo, raga. Semplice ha fatto bene a tenere fuori João Pedro, scelta molto coraggiosa però azzeccata. Assolutamente, assolutamente. Ma ci mancherebbe carta per un messaggio, ti pare? Lo speriamo tutti qua dentro che ci salviamo. Finalmente m'hai beccato, già. Ciao Lorenzo. Valukiewicz inguardabile in fase difensiva, sempre meglio dei Cepitelli. Per me ieri il peggiore invece è stato Godin. Ho visto il gol del Napoli e da Godin certe cose non me le aspetto. Da Godin certe cose non me le aspetto proprio. Io lo penso come te, stagioni deludenti, poi semplice come allenatore a me non dispiace. Cosa ne pensi di semplici? Mancano 4 partite, dovranno sputare sangue. Di semplici penso che perlomeno adesso si sta vedendo un briciolo di mentalità. Però aspettiamo fine campionato. Tanto non so se pure da voi, però io mi vedo laggare a bestia. Sto veramente laggando a bestia, non so perché. Chiudiamo un po' di cose qui. Niente, continuo a laggare. Chiudiamo. Vediamo se passa. Scusate ragazzi, purtroppo il computer è quello che è. Mi dispiace. Allora. Ok, credo si sia sistemato. Godin era arrivato per aiutare i giovani a crescere, invece sono i giovani che stanno aiutando lui. Vedi Carboni. Assolutamente, Carboni sta togliendo le castagne dal fuoco in difesa nel Cagliari. Domani segnerà il nostro Nainggolan e poi un golasso di Joao. Speriamo. Secondo te Semplici sarà riconfermato per la prossima stagione oppure verrà sostituito con un'altra scommessa alla Difra? Ammesso e non concesso che Di Francesco possa essere una scommessa, secondo me avrebbe più senso continuare con Semplici a questo punto. Non capisco perché non lo fa giocare dal primo minuto. Chi, Roberto? Probabilmente Federico effettivamente Nandez stia ancora correndo. Spero si riparta da Semplici. Vedremo, Pablito. Carboni ha un talento mostruoso, bravo sia con i piedi che di testa. Più che altro a me la mentalità di Carboni che piace veramente tanto. Per me la squadra sta giocando da squadra, prendersela con le prestazioni dei singoli in un momento in cui stanno ottenendo risultati quasi insperabili non lo vedo corretto. Ma non bisogna affidarsi soltanto alle prestazioni dei singoli, ovviamente. Spero il prossimo anno che Godin, Samoa, Rugani e Duncan non restino. Rugani non capisco il perché, io spero che rimanga. Ciao Albe! Rimane semplice. Vedremo. Comunque mi dispiace se Benevento e Cagliari retrocedono. Dispiace pure a me. Pure a me, carta. Contento il pareggio con Napoli? Assolutamente sì, Boxaro. L'ha detto Giulini che in caso di salvezza rimarrà Semplici. Sì, vabbè. Giulini ha detto pure che rimaneva Di Francesco. Calabresi per quelle 2 volte che è entrato a me è piaciuto. A me è piaciuto. Il sogno è la recensione della Fiorentina, ma è molto difficile. Perché il sogno? C'è il Benevento che retrocede. Vedremo. Dai piedi di Carboni sono arrivati palloni molto pericolosi, un capitale da tutelare.
ma soprattutto a livello di mentalità. A livello di mentalità, Calabresi, Carboni penso sia una spanna sopra tutti in difesa. Perché basta prendere la prestazione che ha fatto contro l'Inter. Era l'unico che riusciva a tenere di fisico Lukaku. Lo teneva Carboni. Cioè, quindi di cosa vogliamo parlare? Albe meglio di no, però basta dire che si gode per il pareggio. Basta quello. Calabresi sicuramente è molto meglio di Farago, ma senza ombra di dubbio. Giulini ha detto pure che faceva lo stadio per il centenario, che al centenario il Cagliari sarebbe andato in Europa. Troppe ne ha dette. Grande carta. L'importante è che si salvi lo Spezia, così riscattano Farias e ciao ciao. È vero, è vero. Lugani troppo lento e perde troppo spesso l'uomo, più di Godin anche. Sì, però ti costa meno di Godin. Io lo terrei. Io Rugani lo terrei. Yes. Ai 15 milioni chi prendi come esterno sinistro? Come esterno o come terzino sinistro? Chi merita la Champions secondo te? Chi arriva tra le prime 4? Te la butto così, Boxaro. A Benevento dobbiamo rendere il piatto che ci hanno dato a Cagliari. Mi auguro pieno di gol. Non solo tu, Giuseppe, assolutamente. Io prenderei Bruno Perez, per carità di Dio. Ciao Tommaso, un esterno sinistro. Oddio. Sinistro, un esterno. 15 milioni. Al momento non mi viene in mente il nome. Il problema è che Godin è venuto qui per finire la sua carriera, difficile liberarsene. Ma lo svincoli, non è un problema. Lo svincoli. Se ci salviamo l'anno prossimo il Giannini deve farsi gli affari suoi per non essere scurrile e delegare tutto a persone competenti come Capozucca in caso di salvezza di confermare semplici. Sì, il fatto che debba delegare alle persone giuste penso sia la base, proprio la base. Luca Pellegrini lo rivorresti? Assolutamente no. Secondo me se vinciamo a Benevento otteniamo i 3 punti. Tu che ne pensi? Io speravo di ottenerne 6 a Benevento, però mi accontento anche di 3. Mi accontento. Anno prossimo da rimpiazzare Ligo, Zappa, Godin e Simeone, evitare stessi errori e fare giocare gente di ruolo. Venderei Cranio per rifare la squadra, tanto Vicario è già da Serie A. Ma, secondo me una cessione illustre ci sarà. Tendo per Cranio, sì. Vicario comunque dà abbastanza fiducia. Buon pomeriggio Federico, grande Giova, un bacione. Siete stati grandi ieri, voi invece rischiavate di far casino, eh? Serve rifondare una squadra ripartendo da Carboni e Calabresi con Valo in difesa e cercare di trattenere Rog e Marin. Vabbè, Rog penso rimanga. Marin pure. Godin deve rimanere, è un lusso avere un giocatore del genere, ma io pagare 3 milioni all'anno per uno che mi sta a far prendere più gol che altro, sinceramente anche no. Lo svincolerei prima di subito. Secondo me Murru potrebbe essere ancora utile a Cagliari. No, le minestre riscaldate raramente vanno bene. Va a finire che stecchiamo le partite sulla carta abbordabili e vinciamo col Milan. Ogni tanto capitano anche queste cose, la palla è sempre tonda. Potrebbe succedere tranquillamente. Grande Fede, grandissimo.
Io l'anno prossimo comincerei a pensare di fare un progetto serio per poter pensare di poter arrivare almeno settimi. Sarebbe bello. Cosa ne pensi di Samoa che sta inventando il gioco da fermo in Serie A? Simeone per me è da buona squadra di B. Simeone lo vuole il Benevento, il Bologna. Il Bologna. Il Benevento è in netto calo, ma non dobbiamo sottovalutarli. Dobbiamo continuare a giocarcela come se fosse una finale senza distrarsi un secondo. Assolutamente sì. Ma Sottil è fuori rosa? Penso proprio di sì. Io ripeto che secondo me Sottil non sta giocando perché ha qualche obbligo contrattuale che se il Cagliari lo schiera per tot partite è obbligato al riscatto, quindi secondo me questo è il motivo per cui non sta giocando Sottil, non per infortuni vari. Io vorrei affrontare nuovamente la Roma, sarebbe bello. Il Cagliari deve puntare in alto, dovrebbe farlo sempre. Tu daresti un altro anno a Cranio, Ale? Glielo darei anch'io un altro anno, però probabilmente partirà. Ho rivisto il gol annullato Osimhen ed è stata un'astuzia di Godin perché ha preso un fallo di esperienza, ma io non ho visto nemmeno gli highlights, figura, ho visto giusto il gol che abbiamo subito. Quest'anno abbiamo sentito tanto la mancanza di Rog, sì, assolutamente. Tempo al tempo e tutto si aggiusta, non si può cambiare tutto ogni anno, bisogna fare squadra. Sì, però bisogna anche mantenere le promesse, altrimenti non le fai. Simi nonostante sia un giocatore che fisicamente a me non faccia impazzire, perché quelli grossi alti non mi fanno impazzire, lo vorrei tanto. Esatto, Albe. Asamoah ha inventato la corsa calciata sul posto, assolutamente. Via Vicario, sempre. Il Cagliari fa le solite frittate in difesa da Trapp e Gonino, due bolli. Mi sono incavolato, quel frangente non si può subire gol del genere. Dopo quella figuraccia ha iniziato a giocare. Lo so, purtroppo siamo sempre quelli che hanno bisogno di una scossa prima che comincino a giocare. Per me potevate vincere contro il Napoli, ma ci accontentiamo anche del pareggio. Ma perché il ragazzo è stato mandato via? Chiedilo a Carta. O a Carli. Non so se c'era già Carli o Carta. La difesa è da rifondare, Miro, c'è poco da fare. Qualche elemento buono su cui ripartire c'è. Non se ne parla tanto qui, ma secondo me l'uomo che sta facendo la differenza in questo momento è Nathan Nandez. Beh, se calcoli che in 2 partite ha fatto 2 assist e un gol, cioè, parlano le prestazioni per lui. Assolutamente. Ti piacerebbe uno tra Caputo e Petagna come il bomber al posto di Pavoletti e Simeone? Magari un Osimhen, ma non ce lo daranno mai. Assolutamente no. Assolutamente no. Se devo scegliere uno dei due, scelgo Caputo. Quanto sei contento da 1 a Nandez oggi? Questa è la mia risposta. Dobbiamo anche prendere un playmaker. Ni. In che reparto vorresti un rinforzo? Difesa. Sono anni che dico difesa. Zappa non sta giocando male nelle ultime partite. Io contro il Napoli, ragazzi, non l'ho vista, quindi non vi posso dire niente. Il Cagliari deve rifare un po' la squadra, cedere a Samoa, De Iola, Simeone, Paoletti e prendere gente di qualità. Sì. Io vorrei a Scassibar. Io non l'ho mai visto giocare a Scassibar, quindi lungi da me giudicarlo. Ma pensi che Valo abbia bisogno di un anno di B? Secondo me sì, perché è ancora troppo ingenuo e poco cattivo. Secondo me non ha bisogno di un anno di B, ma ha bisogno di farlo giocare. Ieri Pau è andato vicinissimo al gol. L'ho visto. Tra l'altro col piede, stranamente. Meno male. Fosse la volta buona che si è imparato a usarli. Grazie mille, Gri. Grazie mille. Un bacione. Come hai risultato ieri? No, ieri stavo con mio zio. Stavo di qua, stavo guardando la partita, ho risultato con loro, ho urlato. Come è ovvio che sia. Io lo dichiaro qua alle 16:40 del 3 maggio 2021. L'anno prossimo sarà la stagione di Albertoni Cerri. Speriamo. Oliva sta giocando col Valencia. È una domanda o un'affermazione? Perché non l'ho capita. Domani è il 72esimo anniversario della tragedia di Superga. Dispiace.
Peggiore in campo del Cagliari di ieri non te lo saprei dire perché non l'ho visto tutta la partita. Anche Zappa è andato vicinissimo al gol, mi è stato riferito. Michel, effettivamente sono tutti acquisti fattibili. Il microfono è nuovo o sono io che sto invecchiando? Giova me l'ha regalato la mia ragazza a Natale. È relativamente nuovo, ecco, c'ha 5 mesi, c'ha. Diretto offensivo già dal primo minuto domenica, magari Alberto Cerri, Joao Pedro, Nainggolan. Cerri deve andarsene, non è da Cagliari, perché? È quello che sta rendendo meglio nell'attacco del Cagliari, oltre a Joao. Dimmi Albe, il peggiore in campo Godin, mi affido alle vostre. Ci sono alcuni youtuber del Napoli che vorrebbero che il Cagliari fosse cancellato dal panorama calcistico. Per fortuna non tutti i napoletani la pensano così. Bah, Savitar, secondo me il problema è di quelli che pensano, cioè di quelli che vorrebbero che il Cagliari sparisca dal panorama calcistico. Non è un problema mio, né tantomeno un problema del Napoli o della Serie A, è un problema loro. Se dovranno abituare all'idea che stiamo ancora in Serie A eventualmente, quindi. A Ceri manca solo il gol, per il resto da solo sta facendo molto meglio di Pau e Simone messi insieme. Assolutamente, ma de gran lunga proprio. Sì, ok, ma se vuoi fare il salto di qualità, Cerri non è da Cagliari. Se per questo al momento attuale nemmeno Godin è da Cagliari. Però è Godin. Non è il nome che ti rende un giocatore, è quello che fai in campo. E a livello attuale Cerri ha tutte le carte in tavola per rimanere del Cagliari, al contrario di Godin, paradossalmente. Sono sicuro che Semplici farà le scelte giuste con i giovani sparsi in prestito, tipo Landinetti, Bianco. Beh, già alcuni giovani hanno rinnovato. Godini mi ricorda Bruno Alves quando era al Cagliari. Io penso che Capozzucca costruisca una buona squadra. Ma quanta pazienza abbiamo noi tifosi del Cagliari? Tanta. Tanta. Tanta, tanta, tanta. C'era immaturato molto, assolutamente. Godin riconosce, ma Godin può tranquillamente andare via. Cioè, ripeto, pagare 3 milioni all'anno per un giocatore che sta rendendo così non ne vale la pena. Cosa ne pensi di Marin? Per me il Cagliari si salva dopo Semplici, il primo ad averne i meriti è proprio Razvan Marin. È diventato un altro giocatore da quando è stato spostato dalla mediana alla mezzala. Parlo del campo. Per sostituire Pavoletti, Casiero della Lazio sarebbe un'idea? Sì, ma non credo che la Lazio te lo ceda. Manco Simeone al momento è da Cagliari, ma sono tanti i giocatori che al momento non sono da Cagliari. Anche il Ninja nelle ultime partite è tornato ai suoi livelli. Non ti so dire. In alcuni sprazzi sì, in altri no. Ciao Lino, un bacione, tutto a posto, tutto a posto. Tu? Ma perché dire che Paoletti sta giocando male? Non capisco. Perché io sinceramente non riesco a dire che Paoletti sta giocando bene. A me Paoletti sono partite su partite che non sta piacendo. L'ingaggio nessuno lo paga a Godin. In che senso? Noi tifosi del Cagliari abbiamo ingoiato troppi bocconi amari e troppi ancora ne dovremo ingoiare purtroppo. Perché questa è la vita. Ciao Eric! La butto lì, un ritorno di Donzà. Non mi dispiacerebbe. Non mi dispiacerebbe. Zappa è del Cagliari, Zappa è del Cagliari. Ma infatti Pavoletti, Francesco, secondo me può fare un bel salto dalla finestra. Ciao Manuel. Godin è bravissimo, solo del match gli ha sbagliati, ma quantità e qualità. Ma Alessandra, no. Godin ha sbagliato una quantità allucinante di partite. Ripeto, per uno che viene pagato 3 milioni all'anno non ne vale la pena la spesa.
Cioè, a sto punto me tenevo Faracolo, facevo giocare come centrale. Ovviamente è un esempio estremizzato, eh. Ma Hausbauer lo riprendiamo. Oh, raga, Hausbauer secondo me c'ha belle carte in tavola per fa bene, eh. Cioè, non stiamo a parlare di una pippa. Comunque è stato fisso titolare allo Sparta Praga, mi pare. Quindi non stiamo a parlare di una pippa. Bella Ale, secondo te chi va in Champions? La Roma? Sì, sì, quando chiude l'occhio, poi quando si sveglia no. Uh. Cazzo, sto a perdere un botto dei commenti, state a scrivere un botto. Ragazzi, sarò un pazzo, ma io Godin me lo terrei stretto. Affiancamogli dei compagni validi e poi valutiamo. Boh, non ti saprei dire, Lino. Cioè, al momento attuale, secondo me, Godin è una delusione immane. Ne ha azzeccate veramente troppe poche di partite. E secondo me il gioco non vale la candela per lo stipendio che gli si sta dando. Grazie mille, Valerio. Godin è stato preso per guidare il reparto di geriatria. Probabile. No, vabbè, il problema è che ci si è affidati troppo sul nome e poco sul giocatore. Io non comprendo la cessione di Ionita. Sinceramente è facilmente comprensibile, non credo ci sia tutto sto scandalo. Ma Faragò a chi lo avevamo dato? Al Bologna, noi ci siamo presi Calabresi. Pau ieri ha dato l'anima in campo, non lo metto in dubbio, non lo metto in dubbio. Ieri comunque anche Cepitelli male, invece De Iola secondo me non ha fatto così male. Io ho sentito da più persone che ieri De Iola non ha giocato bene. Non ve so di se è vero o meno, ragazzi, però Slavia Praga, mi sono sbagliato. Ma hai cambiato location? Assolutamente sì, ho cambiato location. Questa sarà la mia nuova base operativa. Ciao Gabriele. Godin è reduce dal Covid, non è ancora al top della forma. 2 mesi fa gli è scomparso il Covid. 2 o 3 mesi fa. Cioè, se ancora reduce dal Covid, Madonna mia, davvero va in geriatria. Eh, cioè, mo parliamo se chiaro. Dai che vi salvate. Speriamo il coce, speriamo. De Jong viene criticato anche quando gioca bene, Milo, non fidarti dei commenti. Ma io Simone ti posso dire che continuo a pensare che De Jong, nonostante abbia fatto 2 o 3 partite buone, rimanga un giocatore mediocre. Il problema è quando si vuole far passare le prestazioni di De Jong come quelle di Gesù Cristo sceso in terra. Scudetto Inter, meriti nerazzurro o demeriti le concorrenti? Tutte e due. Però il demerito più grande va alla Juve, ovviamente. Vendere i big per acquistare qualche giocatore promettente della Serie B sarebbe un'idea? Beh, non sarebbe male. Una cessione illustre ci starebbe. Riprendiamo Samuele Longo, per carità di Dio. Altamente Usbauer è all'anortosis, vecchia conoscenza della Champions. Mai sentita. Infatti, cioè, di che è uscito adesso Coutinho dal Covid mi pare un po' esagerato. Sì, sì, è chiaro Simone che se un po' qualcuno gioca bene è chiaro che va detto, però ho notato che molte persone ultimamente tendono ad osannare De Iola come se ci avessimo Gullit a centrocampo, cioè rimane comunque De Iola, un giocatore mediocre. Riprendiamo Balsano, a me è sempre fatto cagare Balsano. Io Pavoletti lo terrei, manderei via più Simeone. Io manderei via tutte e due. Comunque con la difesa a 4 il Cagliari e anche Godin sono un'altra squadra.
Fossi in semplici, domenica a Benevento piazzerei un bel 4-4-2 e via. Calabresi quando è stato fatto entrare a me è piaciuto. Calabresi è una sorpresa molto molto piacevole, che non mi sarei mai aspettato e che secondo me sta trovando molto meno il campo di quanto si meriterebbe. Perché a livello tecnico non stiamo parlando di chissà che giocatore, ma ho visto molto, molto carisma, molta voglia di fare qualcosa, è entrato in campo con voglia e con determinazione. E a me è quello che piace vedere, quindi Calabresi è promosso, promosso. Buonasera Stefano. Ragazzi, se ci teniamo facciamo un mezzo miracolo. Non facciamo un mezzo miracolo, Stefano, facciamo quello che andrebbe fatto. Il problema è che rimane comunque una stagione di merda, ma di merda è dire poco, perché cioè, con la squadra che c'hai ti ritrovi a combattere la salvezza, di che de merda è poco. Bocciati Valuchevic, Clavan, Lico, Tripaldelli, Tramoni, Asamoah, Godin, rimandati Zapperugani. Tramoni ha giocato troppo poco per essere bocciato. Tripaldelli, idem. Asamoah non è più un giocatore. Eh, Poi chi cazzo c'era? Valuchevic rimandato più che bocciato. Clavan anche rimandato più che bocciato. Lico bocciato. Grazie Stefano, sono contento che ti piaccia. Non so che cazzo stanno a strillare, vabbè. Con una squadra così salvarsi all'ultima giornata è vergognoso, assolutamente. Assolutamente. Lino, condivido appieno il tuo commento. Se ci salviamo facciamo una mezza cagata, se retrocediamo invece è una cagata in toto. Proprio hai colto proprio al 100% il punto. Questo sì, ma fino al 90° contro il Parma eravamo in Serie B, quindi a questo punto la salvezza è tanta roba. Lo sai che io, da un certo punto di vista, quasi avrei preferito la retrocessione. Perché poi ci trapela l'idea, perché sicuramente trapela, che avendo ottenuto la salvezza si sia fatto quello che andava fatto. Cioè che il campionato alla fine è andato bene perché rimaniamo in Serie A, ma non è così. Non è così. Asamoah può fare il cameriere della squadra. Asamoah può andare tranquillamente via, ma prima di subito. Ma un Fares come esterno sinistro sta bene alla Lazio. Fares. Stasera ore 21 c'è Salotto Rossoblu, sì, c'è la live. Non credo di esserci, Roberto, perché tra impegni poi poco dopo dovrò andare in live io su Twitch, quindi non penso di farcela purtroppo. Però mi raccomando, tu guardala e invito tutti a passare su Salotto Rossoblu, per cui troverete anche le analisi del Sommo Linostrinna, che ragazzi è uno che qualcosa ne capisce. Tanto probabilmente tra un po' Nightbot spammerà il link, quindi io vi consiglio di andare a farci un salto. Trovate comunque il link. Con la salvezza passerà per una successione per una delle stagioni più fallimentari della storia del Cagliari. Assolutamente, Lino, assolutamente. Io darei via anche Clavan. Beh, diciamo che non faresti un soldo di danno, come si dice a Roma.
Buon pomeriggio a te, Max. No, no, è un poster di Homer di un catcher. Brock, cioè, paracadute 50 milioni se lo sarebbe sognato a prescindere Giulini, perché sarebbe stato top. 25-30 milioni, no 50. L'Atalanta per Gosens vuole 25 milioni. Chi c'ha 25 milioni so prende, che te lo dico. Ciao Alessandro, ciao Francesco, ciao a tutti ragazzi. Allora, tanto scusatemi un attimo che devo fare al volo una cosina. Chiamiamo Giolini? Se mi date il numero io una telefonata gliela faccio. Gli chiedo, ma non per niente, gli chiedo se mi fa lavorare. Mi fa lavorare all'interno del Cagliari. L'unica cosa che gli chiedo. A me Carboni ultimamente sta piacendo veramente tanto, anche a me. Non si può dire che avessimo un organico d'Europa League, infatti ce l'avevamo. Ma lo sai che la Torres rischia di retrocedere in eccellenza? Peggio per loro. Grazie per il feedback. Prego, Dreamcatcher. Ti dirà che devi essere maggiorenne e ti Eh beh, sono maggiorenne, quindi. Secondo me siete fissati con la storia del paracadute. Ci sono vari articoli che dimostrano che vai comunque in perdita col paracadute. Però è chiaro che è un'entrata in più, Frederick. Cioè, Simone, scusa. Secondo te cosa occorrerebbe per far sì che il Cagliari con le risorse attuali si possa stabilizzare finalmente dove sarebbe dovuta essere con la rosa di quest'anno? Organizzazione. Semplicemente organizzazione. Organizzazione. Grande pareggio, ma col senno di poi si poteva arrivare anche alla vittoria. Ovviamente non mi lamento, a dire la verità ho più paura ora che quando avevamo 9 punti dal Benevento. Io continuo ad aver paura. Stiamo sempre comunque sul filo del rasoio fino a quando non ci sarà l'aritmetica a dire che il Cagliari è salvo. Tra l'altro credo, qualcuno me lo faccia sapere, che oggi ci potrebbe essere già la seconda retrocessa. Credo che se il Parma oggi anche soltanto pareggi, credo che sia aritmeticamente in Serie B. Correggetemi se sbaglio. Te la butto lì, Serie A permettendo. Continuare con Semplici o prendere Ranieri che dovrebbe lasciare la Sampdoria? Ranieri è un'idea veramente suggestiva che a me piace da morire, anche perché lo reputo un uomo fantastico. Però ogni anno ricominciare sempre da zero, mm, non va bene. Bravissima, ottima partita con Napoli. Grazie Alessandro. Però almeno nel senso con i muri rosso-blu dovevi farla, per il resto è uscita bene. Cambiare entrambi gli attaccanti a prendere il mio è un rischio, poi bisogna vedere se lo Pedro non lo venda. Tanto ti ringrazio di che. No, il Parma non è aritmeticamente retrocesso oggi. Ah, ok, ok, ok. Mira, ovviamente stasera ti farai Parma, ma sinceramente stasera no. Non mi importa del risultato. Tifo per un pareggio. Abbiamo un piede nella fossa e non sarei così tranquillo. È fondamentale vincere gli sconti diretti, assolutamente. Assolutamente. Domenica bisogna vincere nella maniera più totale. Ci sono ancora 4 partite e quindi potrebbe fare 12 punti e andare a 32, quindi non è aritmeticamente retrocesso. Ok, ok. Ok.
A me semplice non entusiasma, ma è giusto tenerlo. Per vedere qualcosa serve il lavoro e il tempo, inutile cambiare tanto per. Assolutamente, Lino. Poi mettici che cambiare ogni anno allenatore, a Cagliari c'è bisogno pure un po' di stabilità. Ciao padre Pioli. Il Parma non retrocede perché il Benevento è ancora a quota 31 e mancherebbero ancora 4 partite. Sì, sì. Mo' ho capito. Che sfortuna, penso sia il karma. Stanno arrivando i tifosi del Parma. Ah, mi credevo che era un commento serio, Vale. A prescindere da come finirà questa stagione, un appello per Giannini. Basta allenatore di squadra zemaniana. Di Francesco è stata una sciagura, mai visto allenatore più scarso. Io non la penso così, però ci sta. Intanto, ragazzi, Nightbot ha spammato il link di Salotto Rosso-Blu. Andate a seguirli, assolutamente. Il Parma è retrocesso con quel gol di Cerri. Diciamo di sì, eh. Se semplici ripete con noi l'impresa che gli riuscì con la spalla di salvarci merita la riconferma. Ma la riconferma penso ce l'abbia a prescindere. Oltre che col Napoli, anche quelle con la Juventus sono sempre al cardiopalma. Con i Juventini c'è una rivalità molto radicata e lontana e risale ai tempi del grande Cagliari. La delusione Godin e Di Francesco. Non credo che Di Francesco sia stata una delusione. Cioè, a livello di risultati, sì, delusione, però secondo me le potenzialità per fare bene c'erano. Bella sorpresa a Carboni, assolutamente. Macchiare la carriera di Pippo Zaghi con la retrocessione sarebbe fantastico. È molto più probabile che il Crotone superi il Parma piuttosto che il Parma faccia anche solo 5 o 6 punti, anche perché adesso il Crotone giocherà a cuor leggero, essendo già retrocesso. Duncan è una delusione in confronto a Deiola. Nì. Ma figurati, Gri, ci mancherebbe, vai tranquillo. Il Parma è da un mese che è in B. Ma manca sempre l'aritmetica, è quello il fatto. Con il pareggio di ieri e la vittoria con la Roma abbiamo dimostrato che ce la caviamo. Con un po' tutte le squadre, ma quello io personalmente lo sapevo anche da prima. Il problema è che il Cagliari sul campo non l'ha mai dimostrato. Quel trio non mi piace, Psycho, specialmente Pavoletti e Simeone come punta. Li vedo, non collaborano molto. C'è Benevento Cotone tra poco, Miro. Pensi che siano 3 punti facili per loro? Beh, diciamo che conoscendo Cosmi comunque non vorrà regalare punti agli avversari. Quindi non credo che il Benevento parti con 3 punti già. Simeone quest'anno ha deluso, yes. Il Crotone gioca con la Roma alla prossima, quindi sfida ad armi pari. Comunque sono 4 risultati utili consecutivi, assolutamente. Off topic, tra cacio e pepe, una matriciana e la trippa, quale preferisci? Amatriciana. Però se ti devo dire o carbonara o gricia, se devo proprio scegliere una. O carbonara, ma la preferita mia in assoluto è la gricia. Rigorosamente guanciale. Guanciale, no, che la pancetta. Guanciale. Ciao Gabriele, un bacione. Io dico che sì, mi purgherai Sanniti assieme a Unassi e Messias. Me lo auguro, me lo auguro. Ciao Gol Serie A, contento della prestazione. La partita non l'ho vista, ho visto metà del secondo tempo, quindi non ti saprei dire. Chi preferisce da Tripaldelli o a Samoa? Tripaldelli, tutta la vita. Ma io non mi spiego una cosa, Simeone perché gioca la sua controfigura? Bella domanda, bella domanda.
Comunque il Benevento affronterà l'Atalanta, la Fiorentina, la Lazio, il Napoli, poi il Torino. Non ci ho capito un cazzo. Vabbè, comunque ci avranno partite difficili. Poche parole. Il Crotone, a differenza di Parma e Udinese, non regala punti. Bisogna riconoscere che fa quel che può. Assolutamente, assolutamente. Come la fai la carbonara? Con l'ova e il guanciale, ragazzi. Guanciale, tutta la vita. Non va azzardare a metterci la pancetta. Pure panna e salmone, mica è male, eh. Non capisco perché giochiamo a sinistra con Ligo Giannis e non con Asamoah, perché Asamoah non è un giocatore. Frederick, io sono anni che dico che Paoletti secondo me dovrebbe andare via da Cagliari. Dopo sei tempo guarda l'ultimo video di Stefano Borghi, fa un'accurata analisi sulla lotta salvezza. Assolutamente, assolutamente. Ma Tripaldelli che fine ha fatto a fare la riserva di Ligo Giannis e la Samoa? Sono appena arrivato, secondo te meritavamo di più? Non te lo so dire perché la partita non l'ho vista tutta. Cagliari è una piazza fantastica, puntualmente si confonde l'assassino con il maggiordomo, infatti negli ultimi 25 anni tra i vari mister e i vari DS puntualmente la storia si ripete. Un caso? Direi di no. La gricia com'è? Intendo gli ingredienti. Guanciale, pasta in bianco con il guanciale. Mi ricordo che io ho fatto l'alberghiero, no? Il prof di cucina ci fece uno schemetto. Allora, c'era ehm, pasta, ok? Poi freccetta sotto gricia, ok? Poi dalla gricia c'erano due cose che partivano. Con l'uovo, la gricia con l'uovo diventa la carbonara, la gricia col sugo diventa la matriciana. Quindi praticamente se alla carbonara gli togli l'uovo, quindi pasta col guanciale, c'hai la gricia. Per farvi capire. Buonasera Giorgio, Paoletti vero trascinatore. Probabile, non lo metto in dubbio, però. Però, boh, ripeto, a me non mi ha mai fatto impazzire Pavoletti. Lo vedo sempre costantemente parecchio nervoso. Per carità è un buon sintomo, vuol dire che sente la causa, ma non lo so, non lo so. Grande Calzeria. Io mangio stasera pasta e salmone, buono. Dovresti provare i Malloreddus. Dovrei venire in Sardegna. Rimpiangi Cicarini a Marin? No, no, assolutamente no. Ciao Roberto. No, non rimpiango Cicarini. Specialmente poi se confrontato a Marin. Capozucca porta fortuna. Capozucca è fantastica. Il Benevento dopo il Cagliari affronta l'Atalanta a Bergamo. Per me 9 punti e siamo salvi. Mi hai detto cazzi. Sono 3 vittorie su 4 partite. Mi hai detto Codica. Tranquillo Miro, Giugno con tutti i soldi che ha, con tutti i soldi che ha buttato potrebbe regalarti il viaggio di sola andata per Cagliari. Se lo fa, mi fa un favore. Ultimamente Mani sta giocando molto molto bene. Landinetti in 2 partite l'anno scorso ha fatto più di Cicarini in un anno. Esatto. Capozucca fa ottimi acquisti, non solo ad Halloween. Frederick, questa era brutta, eh. Questa era brutta. Con Di Francesco ora saremmo ultimi. Probabile, non lo sapremo mai.
Ciao Sfeltos, sta bello. Tutto a posto, te? La Linetti ha fatto bene al Callolbe, ma è chiaro, cioè, stiamo parlando di, secondo me, un ottimo giovane, però se non lo sfrutti. Van der Wiel è il pippone assurdo. Van der Wiel era venuto a Cagliari per fare le vacanze, non era venuto per giocare. Van der Wiel gliene sbatteva il cazzo del Cagliari, ma era palese, era palesissimo. Vai tranquillo, Dreamcatcher, tanto sto chiudendo anch'io. Stasera faccio la sub, mi ha detto bello, non me la faceva fare perché dovevo attivare. Tranquillo, tranquillo, bello, tranquillo. A proposito, tra l'altro, stasera sarò in live su Twitch per chi volesse, dalle 22 a mezzanotte. Trovate il link qua sotto in descrizione. Leggiamo gli ultimi commenti prima di andare. Io in primavera vedo bene già il Tramoni Young, assolutamente Lisandro molto molto bene. Non riapriamo il discorso di Francesco, ormai è andato. Ciao Casey Jones, mi sono appena collegato, riassumi in 2 minuti il tuo pensiero che mi sono perso. Dovremmo vincere domenica. Proprio riassunto estremizzato al massimo. Cosa porti oggi in live? Bella domanda, non lo so nemmeno io. Vediamo, vediamo. Probabilmente o GTA o Rocket League. Vediamo. Prenderesti Simi per la prossima stagione? Assolutamente sì. Intanto bentornato Giuseppe. Un bacione, un bacione. Niente ragazzi, dai, abbiamo superato l'ora di live. Io vi ringrazio, vi mando un bacione. Ci becchiamo mercoledì qua su YouTube, invece stasera su Twitch, ore 22, dalle 22 fino a mezzanotte in live su Twitch. Intanto qua vediamo magari che mi si rompe. Vi mando un bacione, sempre Forza Casseddu e noi ci becchiamo alla prossima. Belli regà.